Benvenuti alla lezione numero 15 della sezione Armonia. Allora procediamo, pagina 72, paragrafo accordi di settima. Bene, quindi una volta approfondito il concetto degli intervalli e avendo detto ormai che la triade è costituita da una sovrapposizione di terze, quindi al primo grado Do si aggiunge Mi terzo grado, poi abbiamo un'altra terza, quindi Sol, Do, Mi una terza, Mi, Sol una terza, aggiungiamo un'altra terza al quinto grado, che è Sol, quindi altri 3 gradi, altri 2 gradi, Sol, La, Si, quindi Si settimo grado della scala di Do, per il momento diciamo della scala maggiore. Quindi ecco un accordo di settima. Ora, proprio le diverse qualità di questi intervalli tra di loro generano vari accordi di settima e analizziamoli. Vediamo sulla tastiera. E allora osserviamo il primo rigo sul pentagramma, abbiamo Do, Mi, Sol, Si, quindi abbiamo aggiunto il settimo grado alla triade Do, Mi, Sol e la nota è Si. E allora osserviamo anche le diciture, le scritture anzi di questo accordo, possiamo trovare in 2 modi: C, May con la J, 7, quindi Do major 7, oppure Do delta, e quindi questo è Do settima maggiore, si chiama questo accordo, Do settima maggiore. Attenzione, vediamo adesso le 4 note così come sono poi in lunghezza, nel senso sviluppate orizzontalmente, quindi abbiamo in poche parole la triade maggiore più la settima maggiore. Bene, da questo accordo al secondo rigo vediamo abbiamo il Sol diesis che rappresenta la quinta aumentata rispetto alla fondamentale Do Sol diesis, e questo accordo, avendo ancora la terza maggiore, quindi è un accordo che si avvicina a quello maggiore, la quinta aumentata, quindi la triade è aumentata, Do, Mi, Sol diesis, però la settima è maggiore, quindi scritto Do major 7 diesis 5, oppure Do più, per dire che la triade è aumentata, major 7 con la settima maggiore, quindi Do aumentato, settima maggiore, vediamo la triade aumentata con la settima maggiore. Da questo accordo poi facciamo ritornare la quinta giusta, Sol, e la settima la abbassiamo di un semitono, quindi Do Si bemolle si sovrappone, si aggiunge alla triade di Do maggiore. Essendo quindi il Si bemolle la settima minore, perché è stata abbassata quella maggiore di un semitono, infatti il Si bemolle fa parte della scala minore naturale di Do, quindi abbiamo Do settima, scritto Do 7, perché in pratica la settima funziona al contrario della triade. La triade quando è maggiore si scrive solo il nome della nota, invece la settima quando è maggiore bisogna scrivere major 7, sottolineare che è maggiore. Invece quando la settima è minore basta scrivere solo il 7, un po' come per l'accordo quando è maggiore, quindi quando l'accordo è maggiore si scrive solo la nota, invece quando la settima è minore si scrive solo la settima, invece quando l'accordo è minore bisogna specificare che esso è minore. Allora vediamo quindi Do settima non è altro che una sovrapposizione della triade maggiore con la settima minore. Poi da questo accordo abbassiamo la terza di un semitono, quindi la base diventa Do minore con la settima minore. Anzi no, scusa, il quarto rigo, Do minore con la settima maggiore, quindi il Si ritorna naturale, quindi Do minore con la settima maggiore, Do minore major 7, quindi triade minore e settima maggiore. Poi, ecco quello che dicevo, abbassiamo di nuovo anche la settima, quindi abbiamo una triade minore con la settima minore, questo è Do minore settima. Ecco, vedete la sovrapposizione triade minore più settima minore. Ora attenzione, abbassiamo il quinto grado di un semitono, quindi il Sol diventa bemolle e quindi la triade diventa diminuita. Questo accordo si può scrivere in 2 modi: o scriviamo Do minore settima
quinta bemolle, che è proprio il movimento che ho fatto io sul pianoforte, oppure con questo simboletto, il cerchietto tagliato. Vi ricordate, il cerchietto per la triade significa diminuito, però tagliato significa semidiminuito, quindi Do minore settima quinta diminuita oppure Do semidiminuito. La costruzione è una triade diminuita più la settima minore. Perché semidiminuito? E lo vediamo dopo con l'accordo successivo, sul quale abbiamo ulteriormente abbassato ancora il Si di un altro bemolle, quindi vedete doppio bemolle, infatti la nota adesso è La, però noi sul pentagramma la troviamo come è comunque un accordo di settima e quindi dobbiamo chiamarla Si doppio bemolle. Ecco che il cerchietto diventa di nuovo diminuito. Questo accordo, quindi questo simbolo, vale sia per la triade diminuita ma anche per l'accordo di settima diminuita, cioè Do diminuito settima diminuita oppure proprio Do diminuito settima. Quindi triade diminuita più la settima diminuita. Ecco, dicevo, quello precedente si chiama semidiminuito e questo diminuito. Perché? Perché in pratica quindi negli accordi di settima noi abbiamo due possibilità di diminuire la nota. Il primo è sulla quinta e il secondo è sulla settima. Allora, quando è diminuito solo sulla quinta, lasciando la settima minore, allora è diminuito per metà delle sue due possibilità, cioè una, e quindi si chiama semidiminuito. Quando invece abbiamo diminuita sia la quinta che la settima, allora tutte e due le possibilità di diminuire le due note che in realtà poi formano l'accordo, cioè le altre in pratica non si diminuiscono, solo la quinta e la settima di solito sugli accordi si diminuiscono, e allora è diminuito per tutte e due le possibilità. Bene, quindi adesso abbiamo una ricchezza sonora armonica molto molto più ampia rispetto a quella offerta solo dall'uso delle triadi, chiaramente, perché come avete visto, diminuendo oppure aumentando, insomma, le varie parti, i vari intervalli, si generano diversi tipi di accordi. Certo, alcuni di essi sono più usati e altri meno, però si possono comunque incontrare. E tra tutti quanti, diciamo, da segnalare, proprio quelli più usati sono il primo, il Major 7, poi abbiamo il terzo del rigo, il terzo rigo 7, quindi Do settima, e poi abbiamo Do minore settima, quello del quinto rigo, Do minore settima. Allora, diciamo che innanzitutto l'esercizio da svolgere è il numero 26, quindi suonare nella stessa successione, ad esempio sul Re, quindi Re Major 7, Re aumentato settima maggiore, Re settima, Re minore settima maggiore, Re minore settima, Re semidiminuito e Re diminuito. Sono tutte sonorità molto molto particolari, alcune di esse davvero molto belle. Quindi su ogni nota fate quest'ordine, studiate questi accordi in quest'ordine, e quindi analizzando anche il movimento delle varie note interne, sia della quinta, della terza, della settima, insomma sono loro a spostarsi. La combinazione della differenza e degli spostamenti della terza, della quinta e della settima generano la differenza dell'accordo. E allora dicevo, dopo aver quindi praticato questo vari tipi di accordi di settima, da sottolineare insomma alcuni caratteristici e quindi soprattutto il settima, quindi per esempio Do settima, ecco, questo è un accordo molto particolare, infatti viene chiamato anche Do settima dominante, anche perché si costruisce poi sul quinto grado, questa è una cosa che vedremo a breve, fra altre due lezioni, e quindi è caratterizzato da una forte attrazione di alcune delle due delle quattro voci che lo costituiscono verso poi la fondamentale, verso il primo grado, quindi è un accordo che si trova quasi sempre sul quinto grado, e tant'è che poi è un accordo che sarà il dominatore, appunto il dominante, della lezione successiva per quanto riguarda il blues che tratteremo. Quindi
diciamo che sono già questi tanti accordi, nel senso che servono a creare tante sonorità, per le quali davvero però bisogna sottolineare anche che non sempre sono necessari. Ad esempio su un brano di un altro carattere la triade è sufficiente, anzi dà quella spinta un po' più dura, come possiamo immaginare. Adesso ho suonato 3 triadi senza la settima, e come avete sentito il carattere era un po' più deciso, più spigoloso, mentre invece con gli accordi di settima ecco, è un po' più morbido, ecco, che l'accordo di settima maggiore. Ho fatto Mi settima maggiore e La settima maggiore, e quindi è un po' più smussato, più morbido, quindi chiaramente si offre a soluzioni, a un maggior numero di soluzioni, di possibilità di colori. Invece la triade è un po' più dura e quindi insomma non sempre da usare. E allora anche per oggi è tutto, quindi vi ringrazio come al solito della vostra attenzione e vi rimando alla prossima lezione in cui tratteremo del blues. Buono studio e buona musica. Ciao!